Ciao a tutti! Siamo un gruppo di studenti e studentesse del liceo di Đurđevac, una piccola città della Croazia, il cui nome deriva da quello del santo patrono, San Giorgio. La nostra passione sono le lingue straniere, in particolare l'italiano. In questo video, intitolato Venezia dall'A alla Z, vi parleremo di questa affascinante città che abbiamo visitato recentemente. Venite con noi in giro virtuale per Venezia e scoprite le bellezze della città dei ponti, dei canali, delle gondole e del carnevale. Le gallerie dell'Accademia sono uno dei più prestigiosi musei italiani. Ospitano una straordinaria collezione di dipinti veneziani e veneti di età rinascimentale e barocca. Vi si conservano inoltre sculture e disegni, tra cui il celebre uomo vitruviano di Leonardo da Vinci, esposto solo in occasioni particolari. Il museo si trova sul Canal Grande, proprio di fronte al ponte dell'Accademia, da cui potete ammirare una vista mozzafiato del Canal Grande. La principale attrazione turistica di Venezia è Piazza San Marco, dove possiamo ammirare i suoi monumenti più famosi, la Basilica di San Marco, l'omonimo campanile e il Palazzo Ducale. La Basilica di San Marco, in stile romanico bizantino e gotico, in cui riposano le spoglie dell'Evangelista Marco, è soprannominata la Chiesa d'Oro per i mosaici dorati che la rivestono. Il campanile di San Marco offre una vista mozzafiato sulla città e sulla laguna. Il Canal Grande è il principale canale di Venezia. Lungo quasi 4 km, a forma di S rovesciata, è conosciuto come la strada più bella del mondo, perché sul Canal Grande si affacciano i più bei palazzi veneziani. Divide Venezia in due parti. Tra i 4 ponti che attraversano il Canal Grande, quello di Rialto è il più famoso. Il Canal Grande si può percorrere in vaporetto o in gondola, ammirando ponti, palazzi, chiese e musei. Dorsoduro è uno dei 6 sestieri veneziani e uno dei più ricchi e affascinanti. A Dorsoduro c'è di tutto, dalle opere d'arte alla vita notturna. È il sestiere universitario dove si trovano anche alcuni tra i musei più belli, dalla collezione Peggy Guggenheim alle gallerie dell'Accademia, ma anche la maestosa chiesa Santa Maria della Salute. Il cuore del sestiere è Campo Santa Margherita, una piazza molto frequentata da veneziani e turisti, sia di giorno che di notte. Il mercato di Rialto si trova vicino al ponte di Rialto e si divide in due parti: l'erbaria, cioè il mercato della frutta e della verdura, e la pescaria, cioè il mercato del pesce. È un luogo molto vivace e colorato, che esiste da più di 1000 anni. Il mercato della frutta e della verdura è aperto dal lunedì al sabato, quello del pesce dal martedì al sabato. Molti ortaggi si coltivano sull'isola di Sant'Erasmo, chiamata l'Orto di Venezia. Il Caffè Florian è la prima caffetteria italiana, ha 300 anni ed è uno dei simboli della città. Ha 6 sale molto eleganti e ricche di decori. Un'orchestra classica suona attorno ai tavolini esterni in piazza San Marco. I camerieri in livrea servono il caffè e le bevande in tazze in finissima porcellana su vassoi d'argento. Oggi come nel passato è un luogo di ritrovo di artisti, intellettuali, politici e personaggi famosi. La gondola è uno dei simboli di Venezia. È la tipica imbarcazione della laguna veneta. È lunga, snella e asimmetrica. Per la sua realizzazione si usano 8 diversi tipi di legno. Il rematore, chiamato gondoliere, rema con un solo remo.
La maggior parte dei veneziani usa la gondola solo per i matrimoni e i funerali. Oggi le gondole le usano per lo più i turisti e le coppie di innamorati. L'Hotel Danieli è uno degli alberghi più famosi del mondo. L'edificio principale dell'hotel è il Palazzo Dandolo a pochi passi da Piazza San Marco, costruito per la nobile famiglia Dandolo nel XIV secolo. Inaugurato nel 1822, l'Hotel Danieli è uno dei più antichi hotel di Venezia. Ha ospitato re, regine, presidenti, attori, cantanti e stilisti. L'ambiente è lussuoso ed elegante. All'ultimo piano si trova il ristorante Terrazza Danieli, con una vista spettacolare sulla laguna di Venezia. Burano è un'isola della laguna veneta, famosa per le sue case colorate. Le case dipinte di colori vivaci aiutano i pescatori a riconoscere la loro casa nella nebbia fitta, che spesso avvolge la laguna. Burano è nota anche per i suoi merletti. Burano è un'altra isola della laguna veneta. È famosa in tutto il mondo per le sue bellissime creazioni in vetro soffiato. In moltissime botteghe di artigiani è possibile assistere alla dimostrazione della tradizionale tecnica di soffiatura del vetro. Il leone alato rappresenta simbolicamente l'Evangelista Marco, santo patrono della città di Venezia. È stato per secoli il simbolo stesso della Repubblica di Venezia. Si può vedere in ogni luogo, in tutte le pose, nei materiali più diversi. Venezia è famosa per il suo carnevale e le sue maschere che hanno una lunga storia. Le maschere più famose sono la bauta, la moretta e il medico della peste. La bauta è composta da un mantello nero, un tricorno nero e una maschera bianca. La moretta è una maschera ovale di velluto nero priva di bocca. Il medico della peste è una maschera composta da un mantello nero, un cappello nero e una maschera bianca a forma di becco. A Venezia, per indicare i nomi delle strade e delle piazze, non si usano le targhe come nelle altre città, ma inizioletti. Sono le tipiche indicazioni stradali veneziane dipinte a mano sui muri delle case e dei palazzi. Si tratta di rettangoli bianchi di calce con le lettere e i bordi neri. A Venezia le vie si chiamano cali, le piazze si chiamano campi o campielli, l'unica piazza è quella di San Marco e i quartieri si chiamano sestieri. Il bicchiere di vino a Venezia si chiama ombra e si beve nelle piccole osterie veneziane chiamate baccari. Di solito è accompagnata dai cicchetti, piccole quantità di cibo consumate in maniera informale, in piedi e senza l'uso di posate. I più tipici sono il baccalà mantecato, le sarde in saor, le uova sode tagliate a metà, le polpette di carne o pesce e la mozzarella in carrozza. Il Palazzo Ducale, situato in Piazza San Marco, è uno dei simboli di Venezia. Era la residenza del Doge, con le sue bellissime facciate in pietra bianca e marmorosa. È un capolavoro dell'architettura gotica. Oggi è uno dei più importanti musei veneziani. Il famoso Ponte dei Sospiri, che collega il Palazzo Ducale con le prigioni nuove, deve il suo nome a una leggenda. Era l'ultimo tragitto che facevano i prigionieri prima di morire. Loro sospiravano osservando dalle sue finestre per l'ultima volta la luce del giorno. Con i suoi 500 anni di vita, il ghetto, la sola zona della città dove gli ebrei potevano vivere durante la Repubblica di Venezia, è il quartiere ebraico più antico d'Europa. È uno dei luoghi più caratteristici di Venezia, con i suoi altissimi palazzi suddivisi in piani più bassi del normale, le sue 5 sinagoghe, il museo ebraico, ristoranti cachet e botteghe artigianali dove è possibile conoscere da vicino le tradizioni e gli usi della comunità ebraica. Il
Il ponte di Rialto è uno dei simboli più noti di Venezia. È uno dei 4 ponti che attraversano il Canal Grande. È sicuramente il più antico e il più famoso. Originariamente in legno e oggi in pietra, è un'attrazione di Venezia sempre affollata di turisti. Ha 2 file di negozi di souvenir. Tantissimi turisti si fermano sulle gradinate per fotografare la stupenda vista sul Canal Grande. Costruita come ringraziamento alla Madonna per aver salvato la città dalla peste, la Basilica di Santa Maria della Salute è un capolavoro dell'architettura barocca veneziana. È uno dei più importanti punti di riferimento di Venezia, visibile dal ponte dell'Accademia e da Piazzetta San Marco. Ogni 21 novembre si festeggia la festa della Madonna della Salute. I veneziani attraversano un ponte di barche che va da San Marco alla Basilica. La Torre dell'Orologio è uno dei simboli di Venezia. Si trova in Piazza San Marco ed è un capolavoro di architettura rinascimentale e di meccanica. Ha un meccanismo molto complesso. L'orologio blu e oro segna le ore, le fasi lunari e il passare del Sole dall'una all'altra costellazione. Sulla cima della torre i 2 mori battono le ore. Dalle sue terrazze si gode una splendida vista su tutta la città. L'Università Ca' Foscari, fondata nel 1868, prende il nome dalla sua sede, il Palazzo Gotico Ca' Foscari, affacciato sul Canal Grande, tra il ponte di Rialto e Piazza San Marco. È la più antica scuola aziendale o business school d'Italia e fra le più antiche del mondo. L'Università Ca' Foscari è tra le migliori al mondo per lo studio delle lingue. A Venezia non ci sono macchine né biciclette, potete muovervi a piedi, qualcosa di veramente magico, o con le gondole, motoscaffi, taxi d'acqua e vaporetti. Con i vaporetti potete raggiungere tutte le zone principali della città, ma anche le isole di Murano, Burano e Torcello e altre isole della Laguna Veneta. La linea 1, che percorre il Canal Grande, è ideale per raggiungere rapidamente i principali monumenti, come Piazza San Marco e il ponte di Rialto. Le Zattere sono una lunghissima strada di fronte all'isola della Giudecca. Ci sono molti bar, trattorie, ristorantini, alberghi e la gelateria D'Anico, famosa in tutta la città per il suo gelato al gianduioto. Le Zattere sono il posto ideale per passeggiare all'alba, ma soprattutto al tramonto. Siamo arrivati alla fine del nostro tour virtuale, alla scoperta delle cose più belle e caratteristiche di Venezia, e delle isole di Murano e Burano, dei 21 luoghi, monumenti e curiosità, uno per ogni lettera dell'alfabeto. Che cosa vi è piaciuto di più? Vi abbiamo convinto a visitare una delle città più belle del mondo. Grazie per la vostra attenzione.